Ad una manciata di chilometri dalla città di Padova, nel cuore della pianura veneta, cinta dall'abbraccio della sua cortina muraria, apre le sue antiche porte ai visitatori Cittadella, tra le più interessanti mete di viaggio italiane. Cittadella è una bellissima cittadina nel centro del Veneto, una cittadina di 20.000 abitanti circondata da mura del 1220. Il camminamento di ronda si può percorrere, quindi si può girare sopra tutte le nostre stupende mura. La cittadella viene fondata nel 1220 dall'allora libero comune di Padova. Era stata voluta fortemente da Padova perché prima d'allora in questa zona non c'era un vero e proprio centro abitato, ma era un coacervo di campagne, di boschi, che quindi avevano bisogno di avere un centro, un fulcro importante. Era stata voluta anche perché bisognava cercare di ottenere un baluardo contrario a Castelfranco, che era stato costruito nel 1195 dalla acerrima nemica di Padova, che era appunto Treviso. Cittadella, quando viene fondata, ha le tipiche caratteristiche di un centro militare fortificato, quindi presenta anche i tipici sistemi difensivi, quindi il fossato e i ponti elevatoi che venivano appunto alzati nel caso di pericolo. Nei diversi anni Cittadella è stata assediata, viene conquistata da Venezia, dalla Serenissima, quando nel 1405 Padova viene appunto conquistata da questa Repubblica marinare, e quindi inizia tutta una serie di periodi positivi per Cittadella, perché appunto Cittadella si era arresa pacificamente ai veneziani, che avevano fatto sì che essa avesse dei privilegi rispetto ad altre città del circondario. Inizia sulle mura, a quota 15 metri e in particolare dal camminamento posto sulla sommità di Porta Bassano, il nostro viaggio alla scoperta di Cittadella. Luoghi dal grande fascino ci attendono, in quella che è una delle 37 città murate del Veneto. Cittadella è unica nel suo genere perché è l'unica città murata che ha un camminamento di ronda completamente percorribile. Dopo 20 anni di restauro, l'8 giugno del 2013 abbiamo inaugurato questo percorso, che è appunto unico nel suo genere. Noi cerchiamo di rendere le mura sempre appetibili verso il visitatore che ancora non le conosce, ma verso coloro che le hanno già visitate, e quindi proprio attraverso questi eventi e manifestazioni nuove tutto l'anno cerchiamo di rendere le mura sempre diverse, in modo che vengano sempre visitate con un occhio differente. Una città in rapida crescita culturale che negli ultimi anni ha investito molto sull'offerta turistica di qualità, puntando sulla valorizzazione e sulla fruizione dei suoi tesori più belli. Una professionale accoglienza verso il turista in visita alla nostra cittadina. Da 20.000 visitatori di 5 anni fa siamo arrivati a quasi 75.000 presenze annue, e si contano per la maggior parte turisti italiani e locali, ma un 20% va anche alle presenze internazionali. Quindi sicuramente un punto di riferimento turistico per tutto il territorio dell'Alta Padovana e non solo. Non soltanto le mura di Cittadella, che sono l'attrattiva ovviamente più importante e più prestigiosa qui a Cittadella, abbiamo anche il Duomo, che è l'edificio più imponente, affrescato nella sua parete frontale ed è curato nei minimi dettagli. Le linee tipicamente neoclassiche definiscono stilisticamente l'esterno del Duomo, i cui lavori terminarono nel 1913.
La Torre di Malta è stata fatta costruire nel 1251 da parte di Ezzelino III da Romano ed era utilizzata anticamente come carcere ed è stata appunto poi sede di numerose disavventure ed è stata perfino citata dal celebre Dante Alighieri nella sua opera La Divina Commedia. Tuttora è presente anche una sede dedicata come museo archeologico dove sono appunto presenti numerosissimi reperti che sono stati ritrovati qui nel cittadellese dall'età del bronzo fino al Rinascimento. Particolarmente interessante all'interno del centro storico di Cittadella è la chiesa dedicata a Santa Maria del Torresino. Affiancato dall'alta torre campanaria, l'edificio di culto, oggi sconsacrato, rappresenta uno dei più importanti contenitori culturali della città, tanto da accogliere durante tutto l'anno diverse mostre temporanee. Una rilassante passeggiata ci conduce alla scoperta del ricco tessuto urbico, in cui trovano spazio antichi palazzi storici. Attraversati i portici, arriviamo in uno dei luoghi simbolo del fermento culturale di Cittadella, il Teatro Sociale. Il teatro sociale nasce per volontà di privati, tanto è vero che si chiama teatro sociale e non accademico, perché appunto questi privati, logicamente facoltosi, hanno voluto creare questo polo per la cultura. In questo teatro, voluto 200 anni fa, è molto rilevante i decori che potete apprezzare, che sono stati fatti da Francesco Bagnara, lo stesso decoratore della Fenice di Venezia, ma sono di carta incollati sul legno e sono molto molto delicati. Noi fortunatamente, non è un vanto, però abbiamo l'originale. E la platea non esisteva quando è nato il teatro, però venivano ospitati 2 volte all'anno i residenti a Cittadella, pagando un piccolo obolo e affittando uno sgabellino. Nel ridotto del teatro sociale abbiamo una mostra permanente di tutte le locandine dei più grandi spettacoli che sono stati fatti qua a Cittadella. Si parte dalla prima locandina storica 1835 e terminiamo con quella del 2017. Grazie alla collaborazione fra le associazioni, l'amministrazione comunale, gli enti territoriali e gli sponsor, il teatro conta oggi oltre 120 annui, eterogenei per tipologia, dunque rivolti all'intera cittadinanza. La cultura a Cittadella e i festeggiamenti e gli appuntamenti sociali sono tanti, perché a Cittadella ci sono diverse associazioni culturali. Chi ha voglia di uscire può fare una selezione di un appuntamento serale, perché veramente tantissime associazioni, oltre alla Proloco, si adopera per questo. La nostra città ha una cultura che parte dall'inizio degli anni 1000, un'economia che comincia con l'agricoltura e che poi si va ad espandere con l'artigianato, con l'industria. È un'area molto industrializzata, un'area nel nord della provincia di Padova ricca di aziende importanti che lavorano molto anche con l'estero. Oggi è proprio la festa del collegamento della nostra cultura con il territorio, con l'agricoltura. La festa della zucca, in Veneto Festa de Assuca, è una festa che appunto riporta un po' indietro. Ci sono tutti i coltivatori, tutti gli agricoltori che si presentano nel nostro territorio con i loro prodotti agricoli, naturalmente regna sovrano alla zucca. Il Veneto si presenta ancora come una delle regioni più ricche di biodiversità e di agricoltura e naturalmente di prodotti, e quindi essere presente nelle piazze con i nostri prodotti tipici significa comunque dare alla gente, al nostro popolo, alle persone, ai consumatori una informazione importante, che significa che acquistare i prodotti stagionali, acquistare comunque i prodotti della terra, quelli a chilometro zero, quelli
vicini alle porte di casa è sicuramente un risparmio da una parte, ma anche una sicurezza dal punto di vista alimentare. La zucca qui in Veneto è naturalmente il prodotto della tradizione, il prodotto attualmente che era in tutte le case una volta, che sta ritornando, perché non solo un prodotto della tradizione ma anche un folklore legato alla zucca, ci sono tante credenze popolari e anche un prodotto comunque della nostra civiltà contadina veneta. Prodotti tipici del territorio, degustazioni, artigianato locale, esposizioni di zucche artistiche e mostre di attrezzi agricoli. Tutto questo vi aspetta nel colorato evento che vede il suo momento clou nella Pesa della Zucca da Record. Dico in Veneto, Cittadella del Bognigolo del mondo, cioè l'ombelico del mondo, è in centro del Veneto. Se la vedete dall'aereo, proprio per la sua circolarità delle mura, è proprio un ombelico al cuore del Veneto. Qui convergono tutte le strade, convergono tutte le storie, le tradizioni, e quindi se volete scoprire il Veneto venite a Cittadella. Un viaggiatore dovrebbe venire a Cittadella innanzitutto per vedere le nostre stupende mura e poi per vedere il nostro bellissimo teatro che quest'anno compie 200 anni, è una piccola Fenice, per poi vedere il nostro bellissimo Palazzo Pretorio con gli affreschi del periodo dei Malatesta, quindi una bella giornata culturale nei nostri territori. Il fascino dell'arte e della storia vi accompagnerà alla scoperta di Cittadella, un luogo ricco di possibilità in cui il visitatore può lasciarsi ammaliare dalle sue tante bellezze, godendosi il suo soggiorno in completo relax.